giovedì della scorsa settimana abbiamo sottoscritto sul Muro di Bretagna, all'arrivo del Tour de France alla sesta tappa, questo importante accordo, questo gemellaggio sportivo tra i muri di Cadelpoggio, San Pietro di Feletto, il muro di Gerledan, muro di Bretagna, e il muro di Gerasberger, che è il muro delle Fiandre, il muro di Gramont. Ecco, avevamo già in passato sottoscritto un accordo con Gramont e oggi, la settimana scorsa, abbiamo voluto estendere questo accordo al terzo muro che si è unito a questa rete, perché l'idea è proprio quella di creare una rete internazionale di muri che uniscono e non che dividono. Generalmente i muri dividono, a noi piace costruire muri invece, lavorare sui muri come il muro inteso dal punto di vista sportivo, che uniscono popolazioni, uniscono dal punto di vista sportivo, perché evidentemente il minimo comune denominatore è la fatica dei ciclisti su queste salite a pendenza elevata e mi piace sottolineare che il nostro muro di Cadelpoggio al momento tra la rete dei muri è quello che ha la pendenza più elevata, arrivando quasi al 20%. Però ecco, questa valenza internazionale di questi accordi proprio per legarci come comunità, per intraprendere anche progetti internazionali sul piano sociale, sul piano economico, viaggi, turismo, perché siamo convinti che il nostro territorio, San Pietro di Feletto in particolare, ma l'area della DOCG, abbia queste potenzialità, abbia delle elevatissime potenzialità, ancor di più quando, e mi auguro, il prossimo anno passeremo da candidati ad essere patrimonio UNESCO a patrimonio UNESCO.